Michele Minotto, selezionatore regionale femminile del Veneto. Il Veneto non arriva alla finale di domenica, sbatte contro lo scoglio più duro, ovvero la Lombardia. Sì, è successo quello che speravamo non succedesse, ovvero incontrare in semifinale la squadra che riteniamo più forte del torneo, al di là di come andrà poi la finale. Sicuramente il tasso fisico era nettamente a vantaggio delle lombarde, noi ci abbiamo provato. Questa è la classica sfida che se ne giochi 10 ne perdi 9 e ne vinci una. Abbiamo fortemente creduto e sperato che questa fosse quella da vincere, invece purtroppo non è andata così. Adesso però vi giocate il terzo-quarto posto. Certo, adesso dobbiamo ricaricare energie con le ragazze e ricredere ancora in noi stessi, anzi ci abbiamo sempre creduto, ci crediamo nuovamente e daremo tutto per il terzo posto. In generale, che trofeo delle province è stato per le ragazze venete che hanno giocato praticamente in casa con i familiari attorno? Direi che dal punto di vista emotivo per le ragazze venete non è stato molto diverso dagli altri tornei, perché devo dire la verità, anche nelle altre edizioni avevamo dei genitori a seguito, anche se eravamo più lontani, per cui non è cambiato molto diciamo, dal punto di vista emotivo. E le ragazze l'hanno vissuto molto bene, non siamo stati distratti da nessuna cosa che non fosse la nostra competizione, direi che è stato un ottimo ambiente per noi. In bocca al lupo per il terzo, speriamo posto. Crepi il lupo, grazie, ci proveremo.